Onorevole, le fabbriche avevano fatto un accordo per ospitare le attività delle Olimpiadi di Gibellina. Ora, diciamo, anche loro vanno via. Ricordiamo che lei si è anche dimesso da presidente della Fondazione Olimpiadi di Gibellina. No, le fabbriche sono state opera della Fondazione, è stata una scelta della Fondazione Orestiadi, presieduta da me, di venire ad Agrigento per diffondere anche qui i semi della cultura nel settore del contemporaneo e quindi dell'arte contemporanea. E abbiamo fatto per poco più di un anno una serie di attività in collaborazione con l'Ente Parco per mettere insieme la straordinaria offerta culturale della Valle con l'offerta culturale nell'arte contemporanea collocata al centro della città. L'abbiamo fatto avendo anche dei risultati e dei riscontri notevoli e lo abbiamo fatto anche per dare un contributo a questa città in quello che avrebbe dovuto essere, che speriamo che sia, almeno per ciò che resta, l'anno della cultura, la capitale italiana della cultura. Chi mi ha sostituito, dopo le mie spontanee dimissioni, ha ritenuto di chiudere questa esperienza, di ritrarsi nel proprio specifico di Gibellina. Una scelta sbagliata, una scelta che va contro le indicazioni di ciò che deve fare una istituzione culturale, che è quella di donare, di espandersi, di restituire parte del patrimonio che ha accumulato nel corso degli anni. Io spero comunque che le fabbriche, non più naturalmente come propaggine della Fondazione Orestiadi, possano riprendere e tornare ad essere un centro di elaborazione di offerta culturale per la città. Lei ha mostrato anche le sue perplessità per la gestione della Capitale della Cultura 2025? E chi non ha perplessità? Io più che perplessità ho mostrato lo sdegno, l'imbarazzo per come questa vicenda è stata gestita nel corso di questo tempo, per gli sprechi di tempo che sono stati fatti, per gli errori, per la mancanza di una visione, per avere scambiato Capitale della Cultura come un'occasione di potere da spartire tra i partiti che governano questa città, per l'incapacità dell'amministrazione comunale di essere protagonista nel coinvolgimento della città, delle istituzioni culturali, dei singoli artisti agrigentini, per avere individuato alcuni comuni da coinvolgere e poi averli completamente abbandonato, per avere fatto una fondazione nella quale sono state inserite ottime persone, ma naturalmente che non hanno poco a che vedere con la cultura, per non avere fatto i regolamenti per realizzare la fondazione di partecipazione, per avere perduto del tempo 3 mesi per l'approvazione del bilancio. Sono tutti errori, per avere trasformato l'opportunità di lanciare Agrigento a livello nazionale in un'occasione per sfregiare questa città, perché tutto ciò che passa attraverso in questi mesi, attraverso i mezzi di comunicazione, sono stati solo errori e cose mal fatte. Cito l'ultima: oggi sono arrivato da Agrigento e ho trovato l'ascensore della stazione Guasto. L'avevo lasciato Guasto la settimana scorsa, a giovedì, quando sono ripartito per Palermo. Certo, non è colpa della Fondazione Capitale della Cultura, non è colpa dell'amministrazione comunale, c'è una colpa di non avere suggerito alle Ferrovie dello Stato di riparare. Ma come si presenta ancora una volta un piccolo episodio per dire che ci vuole per questa città? Una benedizione pasquale, un rito collettivo voodoo per risollevarla e per dare ad essa ciò che merita.